Questa è la storia della Torre degli Anziani. Ci troviamo a Padova. Viene costruita nell'XI secolo dai Campo San Piero, in un tempo dove a Padova e in molte altre città le più importanti famiglie si costruivano torri per proteggersi e per dimostrare potere. All'inizio del XIII secolo diventa proprietà del comune, assumendo un ruolo centrale nella vita pubblica cittadina. Secondo la tradizione, a vendere assieme al palazzo adiacente sarebbe stato il condottiero Tiso IV da Campo San Piero nel 1215. Con il tempo la torre viene inglobata nel complesso dei palazzi comunali, prima dal Palazzo del Consiglio, poi dal Palazzo degli Anziani, dal quale prende il nome attuale. Usata come campanile civico, viene alzata più volte nei secoli, andando ad ospitare nel 1295 un grande campanone ottenuto da Padova dalla conquista di Este. Era anche chiamata Torre Bianca per il suo intonaco chiaro in contrapposizione con la vicina Torre Rossa, insieme richiamavano i colori del comune. Tra il 400 e il 500 la Torre degli Anziani viene dotata di una copertura gotica a cuspide, sostituita nel 1586 da una lanterna ottagonale cupolata con sopra una grande statua della giustizia circondata da una balaustra. Questo importante rialzamento, molto probabilmente, aggrava i problemi di stabilità che già aveva la torre. Nel 1695 un terremoto ha fatto temere il peggio, ma le indagini successive scoprono che i danni erano dovuti soprattutto allo scarico delle fognature che correvano lungo una delle pareti. Si fanno numerosi interventi di restauro e monitoraggi, ai quali contribuisce anche lo scienziato Giovanni Poleni, ma la situazione rimane critica e nel 1779 viene rimossa la balaustra e si proibisce di suonare le campane. Nel corso dell'Ottocento e all'inizio del Novecento si discute più volte dell'ipotesi di abbassare la torre per motivi di sicurezza, ma l'idea incontra una forte opposizione da parte dei cittadini, soprattutto dopo che la Torre del Bo viene mozzata nel 1914, suscitando grande indignazione. Tra il 1938 e il 1941 l'architetto Ferdinando Forlani agisce quindi in maniera più conservativa, demolendo la lanterna seicentesca, riaprendo i merli medievali e consolidando la struttura con tecniche moderne. L'altezza della torre viene ridotta da circa 57 a 48 metri e si rimuovono anche gli ultimi resti dell'intonaco bianco. Da dicembre 2025, dopo importanti restauri e per la prima volta nella sua storia, la torre apre al pubblico.